la chiesa di Sant'Antonio Abate. Consacrata nel 1308, venne danneggiata dal terremoto del 1348 e successivamente ricostruita e ampliata. La chiesa faceva parte dell'ospedale di Sant'Antonio, che si occupava dei poveri, degli orfani e dei pellegrini. L'antico ospedale era ubicato nell'edificio di fronte alla chiesa, dove ora sorge l'ex sede del municipio di San Daniele. La facciata, di gusto gotico veneziano, è in pietra d'Istria e ricorda quella della chiesa di Santa Maria della Fratta. Il portale è posto tra due finestre ogivali e contiene una lunetta scolpita con le figure di Sant'Antonio Abate, San Giovanni Battista e Sant'Antonio da Padova. Al di sopra del portale vi è il rosone decorato, con al centro la Madonna con il Bambino. All'interno è possibile ammirare uno splendido ciclo di affreschi, opera del Pellegrino da San Daniele, eseguiti a più riprese tra la fine del 1400 e gli inizi del 1500. Attualmente la chiesa non è adibita al culto. Per maggiori informazioni e visite guidate, consultate l'ufficio turistico Pro San Daniele di via Roma 3 oppure visitate il sito infosandaniele.com.